TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Venezia è una città sana, rimodellata grazie a scelte coraggiose e investimenti importanti, fondati su una visione lungimirante e che mette in primo piano i cittadini e i giovani. Una visione solida sostenuta da un bilancio efficientato. Un dato su tutti, il patrimonio netto ereditato a 1 miliardo 150 milioni di euro si attesta ora a 2 miliardi di euro, raddoppiando in 11 anni di buona amministrazione. Con queste parole il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha introdotto la tradizionale conferenza stampa di fine anno nella sala del Consiglio Comunale del municipio di Mestre. Tutti i dettagli nel nostro sito notiziaplus.it. E la centrale operativa della Polizia Locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, questa sera, martedì 30 dicembre alle ore 22, entreranno in azione i mezzi Spargisale. I mezzi attiveranno la procedura necessaria per la salatura della viabilità carrabile limitatamente a cavalcavia, sottopassi e rotatorie della terraferma Piazzale Roma e Tronchetto. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza. Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano di informazione Ocio che Nevega, predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve e il gelo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Protezione Civile Nazionale. Ci spostiamo a Milano, dove c'è grande attesa per l'ultimo dell'anno è Musica Insieme, la serata Wonder 2K26 organizzata da Radio Company che si terrà in Piazza Martire a partire dalle ore 22 e richiamerà un significativo afflusso di persone nel centro storico per un evento che è ormai una tradizione. Il Comune di Milano ha predisposto per l'occasione una nuova ordinanza che ha l'obiettivo di garantire il sereno svolgimento della festa pubblica. La nuova ordinanza si inserisce in un quadro di misure già adottate dall'amministrazione comunale per consentire a tutti di vivere il Capodanno in tranquillità, tra le quali il divieto di utilizzo di botti e artifici pirotecnici già previsto dal regolamento di polizia urbana e valido anche nella notte di Capodanno, il divieto di consumo e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, disposto con ordinanza sindacale. I numeri diffusi da Plastic Free e in particolare i quasi 95.000 kg di rifiuti raccolti da spiagge, corsi d'acqua, aree verdi del Veneto confermano ancora una volta come la nostra sia una regione leader nella tutela ambientale, e questo grazie a un modello virtuoso fondato sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e mondo del volontariato. Lo dichiara l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini, commentando i dati sulle attività svolte nel 2025 da Plastic Free Onlus in Veneto. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.